Ben ritrovati, beh, il nostro consueto appuntamento dedicato ai diritti dei cittadini, spesso lo diciamo, si tratta di diritti ai noi negati, quindi oggi cercheremo di dare come sempre dei consigli utili proprio per farli valere questi diritti. Lo faremo insieme al nostro avvocato Pierpaolo Rodighiero, che vedo oggi collegato da casa, dallo studio. Bentornato avvocato. Ben trovati, ben trovati. Prossima settimana però sarà qui, nello Sì, sì, studio. Oggi sì, non ho... regolarmente. Oggi ci sono impegni di lavoro Certo, pressanti, prossima settimana siamo in studio come sempre. perfetto, però la tecnologia ecco, ci aiuta in questi casi perché potremo ascoltare come sempre i suoi preziosi consigli, avvocato. E oggi in questa prima parte, avvocato Rodighiero, parleremo di diritti negati alle persone più fragili, parliamo di disabili. Noi abbiamo in collegamento da Gioiosa Ionica, che saluto subito, la signora Simona Coluccio, eccola, Salve. benvenuta signora. La presento, signora Simona Coluccio è la mamma di Maria Pia. Maria Pia è una bimba che oggi ha 14 anni, che soffre di gravi patologie, vero signora? Non deambula, è epilettica, insomma ha bisogno di assistenza H24. Simona Coluccio è una mamma di 4 figli. I figli più grandi l'aiutano, vero, a prendersi cura di Maria Pia, però c'è bisogno dell'aiuto delle istituzioni. Simona Coluccio, quando Maria Pia aveva 4 anni, è stata costretta ad incatenarsi per chiedere un insegnante di sostegno, vero signora Coluccio? Sì, in effetti la battaglia diciamo che inizia già da 10 anni, perché Maria Pia all'età di 4 anni che iniziò a frequentare l'asilo, la bambina si è vista diciamo negare il diritto dell'insegnante di sostegno con rapporto 1-1 perché in pratica l'articolo 3,3 che cosa ci dice? Che quando c'è una disabilità gravissima tu devi avere un insegnante di sostegno con rapporto 1-1, quindi l'insegnante è un insegnante solo ed esclusivamente per la bambina. In realtà questo non è successo perché mi arriva una lettera dalla dirigente scolastica dove mi dice: signora, purtroppo le devo comunicare che da domani la bambina avrà il rapporto 1-2. Dice purtroppo è la legge. Io mi sono chiesta e gli ho detto: ma scusate dirigente, la legge non dovrebbe difendere i diritti della bambina? Mi sembra una cosa assurda. Da lì tante domande, tante preoccupazioni da parte nostra perché Maria Pia con una gravissima disabilità non poteva rimanere lì da sola senza essere gestita da qualcuno. E in pratica mi dice la dirigente: si prende la sua bella borsetta, vada al provveditorato e parli direttamente con loro. Visto che spostarmi con la piccolina era impossibile, ho deciso di fare un'azione eclatante, al che mi sono incatenata all'asilo della scuola, avendo la solidarietà di anche altre mamme, e di là diciamo che è scoppiato diciamo questo caso mediatico. Ho preparato un comunicato, ho avuto tra virgolette la fortuna che uno di questi miei comunicati in pratica è uscito su Repubblica. C'è stata l'interrogazione parlamentare. Dopo 2 giorni ho parlato con allora diciamo Mercurio, che era il dirigente scolastico del provveditorato, e dice: da domani arriverà l'insegnante di sostegno. Insomma, Io una lì battaglia, signora Coluccio, perché insomma una battaglia che lei ha portato avanti e che ha vinto, no? In quell'occasione che ha portato avanti per Maria Pia, ma per gli altri bambini che ecco, quello vivono. che infatti Ecco, volevo finire, dottoressa, è che dico, non è giusto che una mamma si deve mortificare per un diritto che è suo e poi comunque deve essere perché era Maria Pia. Quindi dico, io non devo vincere la battaglia, ma devo vincere la guerra. E in effetti da lì poi tanti altri bambini siamo riusciti ad ottenere
diciamo, la copertura dell'orario scolastico per tutti i nostri bambini. E da lì nasce Comma 3, che si chiama Comma 3 per il diritto negato alla bambina, mia figlia, dove è un'associazione costituita da 33 famiglie, diciamo che è una sorta di autoaiuto tra di noi. Ora gestiamo un centro qui a Gioiosa Ionica, un bene confiscato che con la cooperativa Pattinariato, con la cooperativa Futura di Maropadi, presidente Lorenzo Sippio, in pratica gestiamo questo centro di Luna in maniera volontaria. Diciamo che i ragazzi vengono tutti i giorni, ora no purtroppo per la pandemia, e fanno dei laboratori. Ecco, rimanga con noi perché lei diceva ha vinto la battaglia, però ancora c'è una guerra in corso perché sono tanti altri diritti negati a questi bambini, a queste persone più fragili. Avvocato Rodighiero, volevo farla intervenire perché insomma questo è uno dei tanti, no, diritti negati in questa nostra terra. La signora Coluccio è collegata da Gioiosa Ionica, però un po' riguarda la Calabria, un po' tutto lo stivale, diciamolo, ecco, perché per far valere spesso i diritti bisogna fare, no, delle azioni eclatanti, giusto? Sì, innanzitutto grande solidarietà, un abbraccio alla signora che è così coraggiosa come tutte le madri, insomma. Sicuramente presso la sua associazione avrà avuto modo di parlare con i legali perché sa benissimo che il diritto che lamenta per la figlia, cioè l'insegnante di sostegno 1-1, è un diritto costituzionalmente garantito e sa benissimo che qualora le istituzioni a livello locale e quindi il provveditorato a livello locale omettano o ritardano la risposta e comunque non danno alcun seguito al bisogno, in questo caso, di fare scuola, di essere seguiti della bimba che ha problemi seri di salute, si può ricorrere, anzi si deve ricorrere al giudice amministrativo. C'è tutta una sequela di atti chiedendo al giudice amministrativo poi di adottare i provvedimenti urgenti e obbligare l'amministrazione praticamente a dotare, diciamo, il plesso scolastico dove va la bimba di un insegnante di sostegno 1-1. Per cui, diciamo, purtroppo poi si deve sempre ricorrere alla via giudiziaria perché quella meramente amministrativa spesso e volentieri non dà risultati e comunque per garantire una normalità, una continuità didattica, tenendo presente di quelle che sono, diciamo, le condizioni di salute della bimba, sappiamo benissimo che spesso e volentieri la sola buona volontà non serve. Purtroppo ancora si è sordi soprattutto nel bisogno delle persone che hanno una qualsivoglia forma di disabilità. E come sempre abbiamo detto, durante la pandemia le problematiche a carico dei soggetti che hanno queste disabilità e anche in maniera preponderante anche delle famiglie, i problemi sono aumentati perché sappiamo benissimo che lo stare chiusi, non avere tutti quegli ausili e quelle ore che si passano diciamo insieme a dei professionisti sto dicendo le insegnanti di sostegno, servono sia da stimolo che sia di crescita proprio della persona che ne ha bisogno. Come sempre abbiamo detto, qui in Italia in generale, ma nel meridione in particolare, naturalmente se non si hanno forti ed ingenti mezzi economici, come sempre diciamo, ci sono i cittadini di serie B che praticamente possono, è una chimera avere dei diritti. Quindi è fatto bene alla signora, però la situazione è questa. Sicuramente c'è sempre l'autorità giudiziaria, come lei saprà, che poi dove mancano a livello locale poi deve intervenire l'autorità giudiziaria a cercare di rendere giustizia. Sempre che arrivi in tempo.
Certo, insomma, quella battaglia per gli insegnanti di sostegno la signora Coluccio l'ha vinta, però dicevamo che c'è una guerra in corso perché adesso insomma, si chiede ancora l'aiuto e il sostegno delle istituzioni per quanto riguarda, vero signora Coluccio, l'assistenza, no? Alla piccola Maria Pia. Quindi perché io dicevo, i suoi figli l'aiutano, no? Sono tre splendidi, no? Figli, ragazzi che si prendono cura della sorellina che è in difficoltà, però lei dice giustamente, se io ho il diritto, no, ad avere un aiuto da parte delle istituzioni, perché devo, tra virgolette, sacrificare, che poi secondo me lo fanno con gioia, ecco, non è un sacrificio per loro prendersi cura di Maria Pia, però giustamente è un diritto, no? Avere un sostegno da parte delle istituzioni, giusto? Lei sta portando avanti adesso quest'altra battaglia. Allora, in pratica sì, è vero, sto portando avanti questa battaglia che sarebbe questo progetto di vita per Maria Pia, perché le condizioni da piccolina adesso comunque sono cambiate, no? Cioè, nel senso che Maria Pia prima si gestiva in maniera molto più facile, era piccolina, deambulava, cosa che ora non deambula più perché Maria Pia ha avuto un ricovero di 3 mesi alla TIP di Messina, dove ringrazio i medici che sono stati straordinari e veramente grazie a Dio e grazie per mano dei medici l'hanno salvata. Maria Pia è stata intubata per tantissimo tempo e ora diciamo che ha queste crisi epilettiche farmacoresistente che vanno subito in mare. Noi abbiamo a casa tutti i presidi ospedalieri che comunque l'ASP ci ha dato in dotazione, quindi diciamo che siamo diventati infermieri, medici, rianimatori, perché giustamente queste crisi, ho scritto pure un post sulle crisi, non ti danno preavviso, arrivano e sono, voglio dire, un vulcano, cioè nel senso che la bambina non deambula, non la puoi lasciare da sola, devi comunque, deve starci qualcuno. Il problema è questo, anche una semplice babysitter non riesce a gestire una bambina Certo. con una questione clinica importante, quindi ci vuole personale qualificato. Ora che cosa io chiedo? Chiedo che sia applicata, diciamo, la legge del 328 del 2000, dove questi piani individualizzati di questi ragazzi si fanno tramite diversi attori, quindi partendo dal comune, dall'ASP, dalla scuola, dai distretti, no? In base con la famiglia si programma un progetto di vita per la bambina, no? Cioè quante ore, anche perché premetto, la bambina è uscita dall'ospedale con un'uscita protetta, con un piano ADIR, che in pratica è assistenza domiciliare integrata respiratoria. Quindi lei di suo già ha diritto a tutte queste figure che in pratica dovevano essere in essere già da diversi anni. E quindi invece ad oggi ci ritroviamo con 2 ore di infermiera e 1 ora di fisioterapia. Prima avevo pure la logopedia, altre figure, la psicologa per la sorellina, perché è vero, dice, non è una gioia gli altri miei figli, però lei pensi, dottoressa, no? Una bambina coetanea, l'altra figlia Giulia, no? Che si passa solo un anno. Lei pensi che a livello mentale tutto questo carico non, voglio dire, non se lo porterà dietro? Quindi giustamente questa attenzione, anche perché noi siamo con queste macchine che lei deve essere monitorata notte e giorno, che senti sempre pip, 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 che succede? Il cuore, la saturazione, prendi l'ossigeno, una crisi, scappa, corri. Cioè diventa veramente, credetemi, veramente per chi non li vive non li può capire. Considerate che io sono l'unico genitore che il padre non ha accettato la bambina, la patologia della bimba e quindi l'ho fatto accomodare fuori. Io ho deciso di
prendere questa benedizione di Dio, perché questi figli sono dono di Dio e per me Maria Pia è la gioia della mia vita. Io chiedo questo, dico, se noi abbiamo accettato, voglio dire, di tenere ogni genitore, no, a carico della nostra vita e lo Stato ci deve aiutare, lo Stato ci deve stare vicino, perché come dicevo, io sono unico genitore e ho diritto a lavorare per poter andare avanti e sopravvivere per altri tre figli. Ed è giusto che viviamo una vita dignitosa. Sì, io. Abbiamo un po' di... ripristiniamo il collegamento con Simona Coluccio, avvocato, insomma, ecco, l'abbiamo Ah, ripristinato. sì, era successo una Sì, telefonata. Quindi in pratica dicevo, è giusto che lo Stato stia vicino a queste situazioni. Questi progetti qui in Calabria non sono mai decollati e quello che a me mi spinge ancora di più, uno perché una mamma da sola non può lasciare, voglio dire, non sappiamo, cioè non ho più 20 anni, non ho, voglio dire, non so, voglio dire quanto Dio mi lascerà, no? Io ho bisogno di pensare al futuro della mia piccolina, perché una mamma questo pensa. Quando i figli normodotati, allora dici va bene, cioè avranno un futuro, ma io devo pensare al suo futuro, devo sistemare ora la mia piccolina, devo capire da qui a qualche anno, strutturarla, anche perché dico, io mi sento una donna che non si tira indietro davanti a niente, perché comunque ti devi costruire una corazza per andare avanti, no? Eppure è difficile, no? Che magari ottieni delle cose. E io quando non ci sarò più, la mia bambina dico, chi la difenderà? Chi si prenderà cura di lei? Qua non c'è un centro dove portare questi bambini. Noi parliamo tanto e facciamo passerelle, iniziando dalla politica, integrazione. Ma quale integrazione? Noi siamo agli arresti domiciliari, genitori e figli, perché questo è così. Cioè se tu non alzi la voce, nessuno ti ascolta, non si preoccupano dei tuoi bisogni, non sanno cosa vuol dire che se non hai qualcuno che ti gestisce la bambina, non riesci nemmeno a farti una doccia. Oggi esempio, sono rientrata dal lavoro, ho l'altra piccolina che mi aiuta, però dico, devo sempre caricare il peso sull'altra figlia, perché comunque lei mi capisce, no? Una quando ha una famiglia, tutte voglio dire quelle che sono, devi insomma fare tutte le faccende domestiche e devi comunque sempre avere tutto impeccabile a posto, perché con Maria Pia non sai se a 1 minuto o 2 minuti devi correre in un ospedale, devi chiamare un 118. Questa è la nostra vita, è una vita piena di paure, di angosce, di incertezze. Credetemi che l'unica forza che io ho è che sono una donna molto credente e ho questa grande fede che mi dà la forza di andare avanti. Però vi assicuro, se non ci fosse questa, vivere in questa terra, perché io dico, Maria Pia, sei nata sfortunata 2 volte, una per la tua disabilità e due perché sei nata in questa terra. signora, veramente una testimonianza molto forte, come è forte lei, signora Colucci, perché lei sta smuovendo veramente mari e monti proprio per far valere i suoi diritti. E quante famiglie ci sono nelle sue condizioni, no? Che magari subiscono anche in silenzio queste ingiustizie, diciamo, questi torti, no? Da parte delle istituzioni che dovrebbero stare vicino, no? Alle famiglie che vivono questi drammi. Ecco, io veramente la ammiro e vedevo anche l'avvocato che era molto colpito dalla sua testimonianza, vero avvocato? Sì, scolpito perché praticamente quando si dà prova di saper affrontare e far fronte alle proprie responsabilità è sempre una lezione a noi tutti, ecco, che ci viene data, spesso la dimentichiamo. La battaglia vera, lo ricordava prima la signora, è dare attuazione alla legge del dopovita. Ancora qui siamo nel Medioevo. Ci sono tanti genitori che la preoccupazione loro è che quando non ci saranno più, che fine faranno
questi figli, ancora bisogna dare attuazione. Questo è una battaglia sociale veramente per la Repubblica. Qui il dopovita non ci pensa nessuno, uno dopovita pensa quando è morto, no? Il dopovita significa che cosa, chi li assisterà, proprio perché c'è una mancanza del pubblico, quindi chi assisterà i propri figli, i propri cari che hanno bisogno di cure continue quando non ci saranno più i genitori. Quindi stiamo cercando, ma già da diverso tempo, proprio per insistere su questo, dare attuazione alla legge sul dopovita, perché purtroppo se non funziona nemmeno, parlava la signora del progetto, mentre la signora assiste la piccola, e figuriamoci se non si riesce a improntare un protocollo adesso, e per di qua spero fra 100 anni che, insomma, quale protocollo si vorrà adottare se non ci sarà una leonessa che va a combattere per la propria figlia. Quindi questi sono diritti negati, così come la figlia della signora, anche per tantissime famiglie, per le più diverse naturalmente disabilità. E quindi questo speriamo che chi può fare qualcosa, che poi sempre in questo modo, nel senso che magari alle istituzioni si chiede un intervento, anche far sentire la voce, però molto, molto spesso, ecco, assistere, curare, andare incontro, investire su queste problematiche, purtroppo lo sappiamo che non porta voti, non crea clientelismo, e noi siamo in una terra che purtroppo, se non creiamo questo, speriamo che il futuro ci riservi, diciamo, un modus operandi anche della classe dirigente politica un poco diverso, e non ci faccia assistere più a queste dolorosissime telefonate. Allora, io devo dare la linea alla regia. Signora Coluccio, rimane ancora un po' con noi? Sì, certo. Do la linea alla regia e poi chiudiamo il discorso con Simona Coluccio, perché voglio sapere un po' quali sono le altre battaglie che sta portando avanti, e poi una cosa importante che ha sottolineato, insomma, questa associazione, perché dicevo sono tante famiglie che magari in solitudine affrontano questi percorsi ad ostacoli, forse unendo le forze qualche risultato si riesce ad ottenerlo. Rimanete con noi. Ed eccoci di nuovo in studio, siamo ancora in collegamento con Simona Coluccio, la mamma di Maria Pia, e con l'avvocato Pierpaolo Rodighiero. Tra poco ci collegheremo anche con Cristian Scalmazzi e Mariella Ippolito, però volevo concludere questa, diciamo, questa finestra, no, sulla disabilità, chiedendo anche all'avvocato, no, se ci sono almeno dei contributi economici, no, per i familiari che assistono i congiunti disabili, perché abbiamo visto che le istituzioni sono assenti o sorte, no, spesso alle richieste di aiuto, ma almeno qualche contributo economico, no, per chi insomma, deve assistere da solo, contare sulle proprie forze, assistere un congiunto disabile. C'è qualcosa, avvocato? Ci sono quelle solite e normali, però poi dobbiamo andare a graduare sempre per la gravità della situazione. La signora sicuramente percepirà, la piccola avrà un'indennità oltre a quella di accompagnamento, perché non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Quindi diciamo queste sono le due principali. Non ci sono, diciamo, dovrebbero estendere, però dovrebbero estendere, perché non c'è ancora la norma, praticamente il contributo che si dà per le persone familiari che indipendentemente che sono invalidi, indipendentemente dall'accompagnamento, assistono persone che hanno, diciamo, gravi disabilità diverse dall'accompagnamento, però queste ne abbiamo già parlato, un contributo che dà l'INPS. Però diciamo, non ci sono forme particolari, perché tutto quello che riguarda, come sa la signora, i protocolli terapeutici vengono garantiti gratuitamente, vengono garantiti gli ausili medici di cui ha bisogno la piccola, oltre naturalmente a medicinali, eccetera, eccetera. E come sa, benché molto risicata la presenza, la signora mi ha detto una volta alla settimana, di un infermiere, però diciamo questi sono i servizi di cui attualmente gode, benefici economici oltre
l'indennità che prende diversa dall'accompagnamento, quindi c'è questo tipo di pensione e l'accompagnamento, poi non ci sono, diciamo, sostegni economico da questo punto di vista. Insomma, l'aspetto economico, insomma, è, diciamo, marginale, no? Perché, insomma, non ci sono tutte queste... Ma è anche Mai importante il riconosciuta, sostegno. Sì, è anche non è stata importante. mai riconosciuta la figura del caregiver Ecco, familiare, infatti, perché comunque era importante, no? Cioè tu certo. ti occupi, voglio dire, di un disabile gravissimo a casa e doveva essere riconosciuta questa figura. Ehm, ma noi in realtà, almeno io personalmente, più che aiuti economici, quello che voglio creare è una rete di servizi che possa sostenere, voglio dire, aiutare e comunque decollare questo progetto di vita per la bambina. Perché alla fine, per quanti, voglio dire, aiuti economici, tu non ti puoi mai mantenere, voglio dire, un operatore sociosanitario, un'infermiera, una terapista, una logopedista, tutto quello che serve, anche perché oggi quello che Maria Pia può fare, lo può fare oggi, non domani. C'è una bambina all'età di 14 anni ancora la possibilità, anche perché noi sfortunatamente con il fatto delle crisi, magari noi lavoriamo per tanti anni per raggiungere un obiettivo, basta una crisi che è successa 2 anni fa e che è finita, voglio dire, 3 mesi di rianimazione, abbiamo perso tutto il lavoro di 10 anni e quindi dobbiamo ricominciare da zero. Quindi insomma questa è la realtà, ecco, cioè la realtà che vive la signora Coluccio insieme ai suoi figli, la realtà che vivono tante famiglie. Come dicevo prima, la cosa importante che Simona Coluccio è riuscita a realizzare è quella di coinvolgere, no, anche altre famiglie in questa associazione, perché probabilmente se si lotta insieme, no, l'obiettivo, il traguardo appare meno lontano, meno faticoso, anche se insomma la strada continua ad essere piena di ostacoli, giusto? Sì, è vero, in realtà il fatto che ti dai forza tra genitori, comunque ormai non siamo più genitori, voglio dire, di una volta, siamo genitori che comunque le leggi li conosciamo, comunque li studiamo, comunque ci aggiorniamo. Quindi noi, associazione, cerchiamo di fare rete e di passarci quelle che sono le informazioni. Oggi non va solo Simona Coluccio a chiedere, voglio dire, per mia figlia. Io chiedo cioè, con la legge in mano e lo chiedo per mia figlia e per tutti, voglio dire, i ragazzi che comunque rientrano, diciamo, nell'associazione. Quindi quando tu dai un sollievo alle famiglie, passi anche l'informazione che spesso magari non viene e poi ci sono quei genitori, a dire il vero, che un pochino hanno paura di no, io non litigo con quello, perché comunque alla fine io da 10 anni che lotto mi sarò fatta 10.000 nemici, no? Ma che me ne frega a me? Anche perché io dico, mia figlia, cioè la bambina deve avere una mamma tranquilla, una mamma serena, una madre angosciata, quindi io comunque alla fine devo tentarle tutte per cercare di dare una vita dignitosa alla bambina. Quindi ben venga, voglio dire, le lotte con gli associati, ben venga, voglio dire, la forza di tutte le famiglie che fino ad oggi veramente, anche perché noi, quello che noi siamo riusciti a fare, e non è poco, no? Noi abbiamo avuto pure, per esempio, una donazione da padre Francesco, ci ha mandato dei soldi per comprare una carrozzina per portare i ragazzi al mare. Noi facciamo la colonia estiva e li portiamo a mare. Per molte famiglie che hanno a volte 2 disabili e sono anziani, per questi ragazzi il mare in cartolina lo possono vedere. Quindi, che dire, cioè io mi sento felice di aver creato, diciamo, questa bella associazione che ci vede uniti, ci vede una grande famiglia con lo stesso spirito e lo stesso obiettivo di migliorare la qualità della vita dei nostri figli. E poi comunque
è giusto ringraziare tante associazioni del territorio, anche perché io sono pure vicepresidente della consulta delle associazioni qui a Gioioso Ionica. Siamo qui a Gioioso, un tessuto associativo molto presente, quindi un bel paese che comunque diciamo fa tante belle cose sia sociali che culturali. E poi un'associazione ADDA con Vito Crea, che è anche a difesa dei diritti dei disabili, che spesso comunque lottiamo. Anche un'altra mamma che lottiamo, Silvana Ruggero, un assessore di Bagnara, che veramente ci diamo forza, ecco, il sostegno che spesso la chiamo, perché ritengo che sia non una grande donna ma di più, e quindi tutte queste, diciamo, questa rete che abbiamo creato ci dà forza per continuare a lottare. La forza delle mamme, avvocato, perché poi questo credo sia un messaggio importante, io lo ripeto anche per le tante famiglie che purtroppo vivono in solitudine questi problemi, no? Quando si ha da assistere un disabile grave in casa, spesso anche a livello psicologico, no? Ci si sente smarriti. E poi il messaggio importante è che queste mamme coraggiose, questi genitori coraggiosi, queste famiglie, no, forti, non è che chiedono, avvocato, favori, chiedono diritti. Ecco, non confondiamo le cose, perché spesso, io lo dico, no, l'ho detto più volte, il diritto viene fatto passare come un favore, non è assolutamente così. Ecco, bisogna proprio rovesciare, no, questo modo di pensare. Sì, bisogna, soprattutto questo è proprio concettualmente, ripeto, il diritto alla salute, il diritto di vivere una vita libera e dignitosa, non lo diciamo certamente noi che siamo piccoli piccoli, no? È la nostra Carta Costituzionale. Purtroppo vi sono alcune zone del paese in cui praticamente questi diritti spesso non ci sono. Quando vengono larvatamente erogati, vengono fatti passare come un piacere o una regalia, che ciò non è. Il cambio culturale lo stiamo aspettando da decenni. Purtroppo, ripeto, dove c'è bisogno di fare stato sociale non porta purtroppo voti, e da questa logica bisogna assolutamente uscire. Ripeto, per fortuna che ci sono le norme, spesso disapplicate, ma esistono, e naturalmente con molta caparbietà bisogna perseguire, diciamo, gli scopi dell'associazione, gli scopi del benessere della bimba, gli scopi dell'assistenza. Purtroppo siamo ancora in una fase, in una notte della Repubblica, in cui bisogna lottare per avere i diritti basilari. Io veramente un grosso abbraccio alla signora, e veramente complimenti per il messaggio che lancia e per il coraggio che dimostra. Spesso e volentieri tale coraggio non lo hanno coloro che ci rappresentano. Avvocato, abbiamo una telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Salve. Vorrei parlare con il dottor Rodigliero. Prego. Ecco. Io non so se è un diritto, vorrei sapere, siccome che io ho il diabete da tanti anni, ecco, però adesso hanno ristretto le strisce. Come si fa con un diabete cronico da tanti anni? Hanno fatto questo. L'altra volta mi ha scritto scatolina, una dottoressa, la scatolina che l'avevo pure comprato, e dopo dice non ne toccano più. Ma come si fa? È un diritto di fare questo. A Castroville siamo. Sì, voi avete diritto ad avere, diciamo, queste striscioline che misurano la glicemia, tutte quelle che vi servono, perché anche lì ci sono i livelli di assistenza, i cosiddetti LEA, sono a garanzia del cittadino. Voi per la patologia, a parte che sapete benissimo che se avete il diabete che è cronicizzato, quindi avete diritto anche, sussistendo altri diciamo, requisiti, anche a una indennità mensile. Poi vi dovete andare a informare al patronato, perché è una di quelle malattie che dà questa
diciamo, ulteriore aiuto a chi ne è colpito. E tutti gli ausili, in questo caso queste striscioline che vi servono per misurare la glicemia, devono essere forniti nella misura che vi serve. Ovviamente se il protocollo prevede che dovete fare 4 misurazioni al giorno, non se ne fanno 20, questo voglio significare, però quello che è fisiologico per chi ne soffre, naturalmente devono essere forniti, per cui è assolutamente un vostro diritto. Va bene, signora? Allora, io volevo tornare su Simona Coluccio perché la salutiamo, però le volevo leggere un messaggio che ci stanno arrivando tantissimi messaggi, no? I nostri telespettatori hanno ammirato, no? La sua forza, la determinazione. E c'è un nostro telespettatore che ci dice: la signora Coluccio è veramente ammirevole per la sua forza di volontà. Grazie a lei e a tutti i suoi compagni di trasmissione per portare alla luce queste situazioni veramente dolorose. Conclude dicendo che il Signore vi benedica per quello che fate. Quindi questo ci fa piacere, perché bisogna parlare anche di queste situazioni, come dice il nostro telespettatore, dolorose. Certo, sono dolorose, bisogna comunque portarle alla luce, perché come dicevo, solo parlandone, urlando, no? Come ha fatto la signora Colucci per avere riconosciuti i suoi diritti, forse qualcosa si potrà smuovere, soprattutto per questi bambini che hanno bisogno di cure, di assistenza H24, e penso anche a tutti gli altri disabili, perché parliamo di tante altre disabilità che sono purtroppo nelle case, rimangono a carico, no? Soltanto dei familiari. Quindi sperando davvero che si riesca a cambiare davvero, che finalmente siano riconosciuti questi diritti per le famiglie e per le persone che vivono queste situazioni di disabilità. Signora Coluccio. Va bene, io voglio ringraziare voi e comunque vi tengo aggiornati, perché comunque i nostri passaggi sono questi. Ora devono passare altre 2 settimane, ho protocollato la richiesta di progetto, quindi spero che mi convocano. Ho mandato una PEC all'ASP per essere aumentata, per avere, diciamo, 5 ore di infermiera e tutto, diciamo, quello che prevede il piano ADIR per la bambina. Dopodiché io non mi fermerò davanti a niente, loro lo sanno, e manderò tutti in procura, sia per quanto riguarda il progetto di vita, sia per quanto riguarda l'ASP. Non farò sconti a nessuno, perché la vita e la salute di mia figlia giustamente vengono prima di tutti. Allora, io le mando intanto un abbraccio, i complimenti da parte nostra, dei nostri telespettatori. Ci terrà chiaramente aggiornati, se vorrà magari più in là potrà intervenire. Io spero sempre, lo dico spesso signora Colucci, io spero sempre di dare belle notizie, no? Nel senso che questa battaglia, anche questa battaglia è stata vinta, e quindi sarebbe un ulteriore messaggio di speranza proprio per tante altre persone. Intanto io la ringrazio e le mando davvero un grosso abbraccio, signora Colucci. Io ringrazio lei, grazie avvocato, e un bacio ve lo manda Maria Pia e tutti i ragazzi di Comma 3 dell'associazione. Sicuramente un grazie abbraccio, per lo spazio. un abbraccio speciale a Maria Pia. Grazie signora Colucci. Intanto abbiamo un'altra telefonata. Pronto? 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 Buonasera. Salve. Da dove ci chiama? Dalla provincia di Cosenza di Roggiano Gravina. Prego. Volevo un'informazione dall'avvocato. La sta ascoltando. Dunque, siccome dovressimo separare i nuclei familiari con un figlio che vive insieme a me. Sì. Sì. Mi sente? Vi sento bene. Volevo chiedere, dobbiamo separare un nucleo familiare con un figlio che abita insieme a me. Sempre allo stesso posto, attaccato a questa casa c'è un altro, indipendente, con un'altra porta, un altro bagno. Se lui potrebbe vivere là, sempre nella stessa residenza. Guardate,
il problema è diverso, nel senso che non è che un corpo di fabbrica deve avere una sua individualità catastale e poi naturalmente anche come indicazione, diciamo, per cui se questo immobile che avete accanto casa in aderenza all'abitazione vostra è uno spazio abitativo, quindi che uso abitazione indipendente e autonomo, ma autonomo anche dal punto di vista naturalmente del classamento catastale, quindi come se fosse un'abitazione a sé, sicuramente lo potete fare. Quindi ecco, il cambio di residenza poi non significa la stessa residenza, uno può abitare nello stesso fabbricato, avrà una indicazione, un sub diverso. Tutte le persone che abitano in un condominio fatto da una scala sola, per esempio, hanno tutti la stessa residenza, se per residenza intendiamo Roggiano, Gravina, via tal dei tali, però ognuno ha un interno, altrimenti le famiglie farebbero tutta una marmellata. Per cui, ecco, diciamo, non è che fisicamente una persona si sposta in una unità immobiliare abitativa che non è catastalmente divisa, e per essere catastalmente divisa dovete presentare un progetto, il comune fa anche la toponomastica, approva il progetto che diciamo... Abbiamo un po' di sì, abbiamo ripristinato il collegamento. Avvocato, un attimo eravamo, sì, sì. se n'era andata la voce. Sì, può concludere che poi abbiamo anche... quindi praticamente è più un fatto di dividere fisicamente ma anche giuridicamente questa unità abitativa. Quindi recatevi all'ufficio tecnico del vostro comune dove vi sapranno dire tutte le procedure che bisogna adottare. Grazie al nostro telespettatore. Intanto io saluto Mariella Ippolito e Cristian Scalmazzi. Ecco Mariella Ippolito, benvenuta. Ecco anche Cristian Scalmazzi. Allora chiedo al volo a tutte e due, perché fra poco dobbiamo andare in pubblicità, poi parleremo, no, degli aspetti economici o delle aspettative, no? Visto che insomma questi contributi insomma non tutti sono arrivati e non hanno soddisfatto molte categorie. Allora, ci sono delle novità importanti, no? Sono maturate delle novità in questi ultimi 7 giorni. Mariella Ippolito. Allora, diciamo che hanno riaperto, c'è stata un'altra edizione del Riapri Calabria, quindi tutte le aziende che non avevano ancora partecipato nelle precedenti edizioni al fondo perduto elargito dalla Regione Calabria hanno fatto una nuova edizione mettendo a disposizione nuovamente un fondo perduto pari a 1.500 euro per tutte le aziende che, come dicevo prima, non avevano ancora aderito. Poi si aspetta che ci sarà una continuazione per quanto riguarda la cassa integrazione, quindi una proroga della cassa integrazione con una proroga anche del divieto di licenziamento. In più si aspettano altre rate di REM, quindi del reddito di emergenza, che dovrebbe nuovamente ripartire per le mensilità di gennaio e febbraio. Ci dovrebbe essere anche una nuova indennità di 1.000 euro, una tantum dato a lavoratori autonomi oppure ai lavoratori che hanno dei contratti intermittenti, oppure nel settore come naturalmente nel settore della ristorazione, o comunque diciamo hanno dei contratti di lavoro stagionali, oppure venditori diciamo porta a porta. E in più ci sarà, sono previsti naturalmente anche
diciamo un ridimensionamento del reddito di cittadinanza che diciamo dovrebbero partire le politiche attive sia per quanto riguarda le persone fino a 35 anni di età, quindi garanzia giovani, sia poi per chi ha più di 35 anni di età, quindi bando dote lavoro, questo per il ricollocamento delle persone in ambiti lavorativi in base poi alle proprie attitudini professionali. E queste diciamo sono le novità rilevanti che ci sono. E poi anche questa ISCRO, quindi questa cassa integrazione per gli autonomi. Me ne parla tra poco della cassa integrazione per gli autonomi, perché abbiamo una telefonata. Pronto? 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 Salve, da dove ci chiama? Da Cosenza. Benvenuto intanto. Prego. Grazie. Volevo fare una domanda all'avvocato, se Prego. possibile. La sta ascoltando. Allora, io sono stata ricoverata in ospedale 4 mesi fa per un problema che avevo. Nel frattempo che sono stata ricoverata, avvocato, io ho preso il Covid in ospedale. Ora vorrei sapere da voi se posso denunciare l'ospedale, fare causa all'ospedale, in quanto a me sono rimasti un sacco di problemi, ma tanti veramente. Addirittura sono sotto psicologo, sono sotto il CIM. Le dico questo, le ho detto tutto, perché io da quando sono uscita dall'ospedale non sono più autonoma nemmeno a fare le mansioni che facevo prima. Non esco più da sola, non guido più da sola, non deambulo bene con le gambe, ho dei tremori agli arti, non ricordo più nulla quasi. Mi dica lei che cosa posso fare, se posso avviare una causa per fare causa all'ospedale, in poche parole, perché non ne capisco granché. Questo volevo sapere, la ringrazio per la risposta. La ringrazio per la domanda. Naturalmente il problema è un po' più complicato per essere, diciamo, in questi pochi minuti in televisione. Mi perdoni, avvocato, siccome la sento male, posso chiudere la telefonata e ascoltarla dalla televisione? Certo signora, faccia così, certo. almeno riesce a capire bene. Grazie per la telefonata. Prego, avvocato. Allora, devo premettere per la signora che prima della pandemia vi sono delle statistiche molto accurate che quasi in modo fisiologico hanno stabilito che il 10% delle morti in ospedale sono per patologie che sono state contratte dentro l'ospedale. Per cui partiamo da questa base. L'aver contratto una malattia virale come il Covid all'interno dell'ospedale, perché naturalmente sapete benissimo per una questione di responsabilità che naturalmente come varcate proprio il cancello dell'ospedale praticamente siete accolti non soltanto dal personale sanitario, ma anche da tutta quella contrattualistica assicurativa che va naturalmente a mallevare la struttura per eventuali diciamo, rischi sanitari e quindi risarcimenti. Sicuramente nella sussistenza di altri presupposti, però questo più di carattere di prova processuale, può essere diciamo, intrapresa diciamo, una controversia per il risarcimento del danno. Torno a ripetere, come in tutta la materia sanitaria non c'è alcun automatismo, perché quello che sembra causa-effetto poi nel riscontro degli atti, delle perizie, eccetera, eccetera, ciò non è. Per cui io le consiglio naturalmente, al di là di quello che le ho detto, poi di recarsi presso persona, quindi in questo caso legale, che le potrà spiegare nei dettagli i presupposti per un'azione di responsabilità nei confronti, in questo caso, della struttura, perché per aver contratto una malattia virale. Gli esiti della malattia virale
quelli sono gli esiti permanenti invalidanti che avranno una voce risarcitoria a parte. Ecco, quindi concludendo, può portare la documentazione che lei ha, diciamo, a un professionista, in questo caso un legale naturalmente. Devo dare la linea alla regia, pochi minuti e torneremo di nuovo in diretta tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio. Allora, volevo far intervenire Cristian Scalmazzi, ecco che vedo già pronto, perché prima Mariella Ippolito ha parlato, insomma, del Riapri Calabria, no? Questi nuovi contributi per insomma, queste categorie in difficoltà. Ci chiedono chi ha già partecipato alle precedenti edizioni può di nuovo partecipare, no? Cercare di intercettare qualche contributo da parte della Regione? No, chi ha partecipato ai precedenti bandi di maggio e novembre non può partecipare all'edizione bis del bando Riapri Calabria. Comunque nel bando è stato chiaramente scritto che la Regione, se dovessero residuare delle risorse, le stesse saranno ripartite in uguale misura fra tutte le imprese che hanno già ricevuto i contributi sui bandi precedenti. Quindi sì, prego, prego. Allora, in questo secondo bando abbiamo avuto un ampliamento di quelli che sono i codici Ateco per quanto riguarda le nuove attività che sono state inserite, che sono collegate sia al settore dell'editoria, poi c'è tutta una serie di codici Ateco che sono legati al mondo dell'informatica, quindi chi si occupa di assemblaggio di computer, di produzione di software, potrà presentare e partecipare a questo bando che, voglio ricordare, c'è tempo per fare il primo inserimento della domanda entro stasera alle ore 18 con Click Day che sarà effettuato a partire da domani alle ore 10. Nei codici Ateco ci sono anche gli operatori turistici, le guide turistiche e, come nel precedente bando Riapri Calabria seconda edizione, è previsto anche l'ampliamento e la partecipazione ai liberi professionisti, cosa che non avevamo avuto nel primo bando di Riapri Calabria. Quindi insomma bisogna stare pronti per il Click Day. Intanto abbiamo una telefonata, pronto? 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 Salve, da dove ci chiama? Da Reggio Calabria. Benvenuto intanto, prego. Salve. Allora, io vorrei dire una cosa. Prego. Buonasera. Vorrei dire una cosa io. Si parla tanto ma la cassa integrazione in deroga, non lo so. È da 5 mesi che la stiamo aspettando, almeno tutta la Calabria. Certo. Facciamo intervenire Mariella Ippolito, così per il fatto della... Non lo so se uno dopo 5 mesi ha diritto di... Sì, grazie. Sì, prego, prego. Sì, lei aspetta da 5 mesi questa cassa integrazione. Dal 27 ottobre, no, il 26 ottobre aspettiamo la cassa integrazione in deroga. Proprio in questo periodo da 5 mesi non... Allora, per quanto riguarda la cassa integrazione, purtroppo questa misura, come... Non percepiamo niente, io non lo so. Il reddito di cittadinanza ogni mese viene pagato puntualmente. Noi che paghiamo le tasse. Certo, 5 mesi come si fa? È giustamente un problema serio questo. Ma un problema ancora più grave è che abbiamo notato noi consulenti è che stanno erogando le casse integrazioni che hanno chiesto le autorizzazioni per esempio a dicembre o a gennaio, e ancora c'è gente che avanza le casse integrazioni presentate a marzo o ad aprile, quindi ancora più grande il danno. Quindi stanno pagando quelli di dicembre, stanno pagando quelli di novembre, però c'è gente ancora che sta aspettando le autorizzazioni e i pagamenti della cassa integrazione del mese di marzo, aprile, maggio e giugno. Quindi è una stortura questo che effettivamente nessuno
nonostante le nostre segnalazioni da parte di tutti i consulenti, non è un problema che si sta riuscendo a cercare di risolverlo in tempi brevi, perché è un qualcosa che rimane purtroppo presente. Quindi è un problema che per fortuna non sono tutti, però c'è un buon 10% che ancora, di imprese che ha dei dipendenti che ancora devono ricevere questi importi del mese di marzo e del mese di aprile. Quindi è una cosa effettivamente molto molto grave, quando stiamo vedendo, come dice il signore, pagamenti puntualissimi ai livelli delle pensioni, dei redditi di cittadinanza e dei redditi di emergenza. Io spero che il governo Draghi insomma, ci dia delle dritte veramente serie, perché altrimenti veramente penso che c'è poca speranza per una ripresa italiana. Certo, poi questi lavoratori da 5 mesi, il telespettatore non so se è ancora in linea, no? Da 5 mesi che non riceve un euro, che aspetta questa cassa integrazione in deroga, che cosa devono fare poi questi lavoratori? Cioè, materialmente non possono fare nulla, perché non lo so, la luce, l'acqua, arriva una chiamata al contact center dell'INPS oppure fare una PEC dal consulente del lavoro dove si sollecita l'autorizzazione e il pagamento, materialmente i lavoratori non possono fare nulla. Quindi perché abbiamo fatto tutto. Certo, avete fatto tutto, però i soldi, cioè noi stavamo cercando di capire come si può... Abbiamo fatto tutto, sono una massa di ignoranti. Quindi speriamo davvero, in effetti il lavoratore non può fare nulla, nel senso più che sollecitare attraverso i consulenti, i sindacati, cioè il lavoratore purtroppo deve aspettare. Sono delle situazioni difficilissime, insomma 5, 6, anche 7 mesi senza ricevere un euro diventa davvero pesantissimo. Io la ringrazio per questa segnalazione, insomma noi continueremo a parlarne, no, di questi problemi, così come continuiamo a parlare del fatto delle cartelle, no? Delle tasse che nonostante il periodo difficile per tanti, le tasse per carità bisogna pagarle, però qual è la situazione al momento? La chiediamo al dottore Scalmazzi. Arrivano queste cartelle, che sta succedendo? Un attimo, abbiamo un po' problema di audio su Cristian Scalmazzi, vediamo se riusciamo a risolvere. Allora, risolviamo il problema di audio. Sì, ce l'abbiamo. Bisogna attivare l'audio, mi dicono, dottore Scalmazzi. Sì. Eccoci, sì. Prego. Allora, per quanto riguarda le cartelle, abbiamo comunque questa sospensione fino al 1° marzo. Io in questo momento, per le garanzie che sono state date anche dal nuovo capo del governo, si dovrebbe arrivare a un ulteriore slittamento, almeno di un altro paio di mesi, collegato anche a quello che riguarda la normativa sulle sospensioni dei licenziamenti. Quindi dovrebbe arrivare, speriamo, inizio della prossima settimana questo nuovo rinvio di un paio di mesi. Certamente il mancato rinvio creerà delle problematiche gravissime ai danni di coloro che avevano aderito alla precedente rottamazione. Poi perché le persone, per far fronte, diciamo, a quelle che sono stati il calo dei flussi di liquidità dovuti all'emergenza sanitaria, che vorrei ricordare, non solo abbiamo un'emergenza sanitaria che è presente ed è in atto, ma dove comunque, al di là dei numeri che vengono dati, ci sono numerosi contagi in giro e addirittura si sta parlando di un nuovo lockdown. Quindi una proroga dovrebbe essere concessa, anche perché non credo che le famiglie che non sono riuscite a pagare fino ad oggi le rate sospese già del 2019, parliamo di ben 3 rate, avranno la possibilità entro il 1° marzo di versare tutto il dovuto.
E vorrei ricordare che il mancato pagamento entro il 1° marzo delle rate scadute fa decadere dai benefici ottenuti sia con il saldo e stralcio che con la rottamazione. Che cosa significa questo? Significa che il contribuente si ritroverà a pagare un carico fiscale pari al doppio di quello che aveva in riduzione per effetto delle vecchie agevolazioni collegate a rottamazione e saldo e stralcio. Quindi, se questa situazione nei prossimi giorni non sarà presa di peso, assisteremo a un vero e proprio danno sia per coloro che hanno cartelle di pagamento in qualità di esercenti attività di imprese, quindi delle partite IVA, ma anche e soprattutto dei tanti privati che avevano aderito a queste agevolazioni per poter effettuare questa sanatoria e mettersi in regola con il fisco. Intanto abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Io chiamo da Vibo Marina, vorrei parlare con la dottoressa Ippolito. Prego, eccola. Per la cassa integrazione. Eccola. Prego. Dottoressa Ippolito, io volevo dire per la cassa integrazione che ho sentito che quel signore da Reggio Calabria che si lamentava che da 7 mesi che non lo pagano. Io dal 2014, luglio 2014, che vado sulla cassa integrazione in deroga, quando c'erano l'assessore Roccisano, quell'altri vagabondi che non ci hanno rovinato. Ancora vado sulla cassa integrazione in deroga, che erano dei lavori socialmente inutili, per me erano inutili. Allora, dal 2014. Avete capito? Quando me ne mandano a me quei 8 mesi di mobilità in deroga, che ci hanno rovinato tutta la Calabria, allora, hanno rovinato con risposta... questi lavori socialmente utili. Avete ragione. Allora io le voglio comunicare che questa situazione è comune anche ad altre persone e questa graduatoria, a quanto naturalmente è stato comunicato, è nuovamente riaperta, per cui si sta scorrendo, quindi dovrebbero prima o poi pagare fino a scorrimento dell'intera graduatoria. I tempi non li possiamo comunicare perché non li sappiamo nemmeno noi, perché poi fanno ripartire la graduatoria, poi la stoppano, poi la riprendono, però a quanto pare ci sono tutte le buone intenzioni per poter arrivare fino a fine graduatoria e pagare tutti quelli che come lei stanno aspettando questi importi. Beh, se la prendono comodo dal 2014, dottoressa Sì, Ippolito. se la prendono comodo, sì. Io la ringrazio. Che l'erba cresce. Canta cavallo che l'erba cresce. La ringrazio per la telefonata, abbiamo altre telefonate, chiedo scusa se chiudo, ma abbiamo altre richieste anche per l'avvocato Rodighiero. Riguarda, avvocato, un ricorso per una invalidità. Ci chiede questo nostro telespettatore quanto tempo bisogna aspettare per avere una risposta, visto che questo ricorso è stato presentato nel 2019. 2019 è bambino ancora, quindi piccolo. Abbiamo tempo, insomma. Dipende dalla tipologia. Se è un accertamento tecnico preventivo avverso un verbale di rigetto da parte della prima commissione medica dell'INPS, naturalmente diciamo che la prima udienza solitamente si ha dopo 3 mesi, per cui diciamo poi viene nominato un consulente tecnico da parte del giudice. In buona sostanza nel giro di 1 anno si ha la sentenza con l'accertamento. Lei però, ecco, questi sono i tempi, poi a secondo di tribunale possono un poco variare. Voglio ricordare che a seconda del periodo del 2019 sappiamo benissimo che poi dal 9 marzo c'è stato il blocco delle attività giudiziarie fino al 5 maggio e poi tutto l'arretrato è stato messo a ruolo. La cosa più semplice che le consiglio è di rivolgersi al suo avvocato o al suo patronato presso cui ha affidato questa pratica per l'accertamento dell'invalidità e quindi avere notizie di prima mano. Intanto abbiamo una telefonata, pronto?
Pronto? Buongiorno, Salve, da dove ci chiama? da Celico. Benvenuto, prego. Sono Francesco, volevo parlare con l'avvocato. La sta ascoltando, vero avvocato? Io ho un Forte e problema chiaro. con la farmacia territoriale. Volevo sapere, prima di tutto, se è dell'ASPI o puramente privata. Perché io ho 80 anni. È possibile che per fare un ordine, dopo portato il piano che dei cateteri, bisogna andare ogni volta là? Per il piano terapeutico, chiedo scusa, non so se l'avvocato è riuscito a capire meglio di me. No, ho capito qual è la problematica. Non si può fare telefonicamente, ogni volta per fare l'ordine bisogna andare là. Sì. Guardate, veramente, voi vi doveste recare proprio presso l'ufficio ASP. Non vi sento. Allora, faccia una cosa, ascolti la risposta dell'avvocato attraverso la televisione, chiuda la telefonata e poi può ascoltare l'avvocato attraverso il... Volevo sapere se è privata o puramente dell'ASPI e a chi rivolgerci per fare cioè l'ordine mensilmente per telefono. Allora, l'avvocato ha capito la domanda, quindi può chiudere e ascoltare la risposta. Prego, avvocato. Allora, le farmacie comunali, come dice lo stesso nome, sono in concessione, non sono di proprietà privata o di proprietà societaria. Per quanto riguarda poi la prenotazione degli ausili, la farmacia è uno dei canali attraverso i quali si possono prenotare gli ausili che servono alla persona, però è uno dei canali. Voi, benché non telefonicamente la prima volta, o tramite anche qualche vostro delegato, o tramite l'assistente sociale del comune di residenza, presso l'ufficio ausili del comune di Cosenza, dell'ASP di Cosenza, il fabbisogno vostro, certificato, autorizzato e quant'altro, se avete bisogno di tot, ausili al mese, quello addirittura possono organizzare anche il trasporto presso il vostro domicilio. Però questo vi dovete recare, vedere uffici. Quindi la farmacia è uno dei canali attraverso i quali si possono prenotare e ricevere questi ausili. È uno dei canali, nient'altro. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera. Salve. Volevo chiedere al dottor Rodrigueri un'informazione. Prego. Volevo spiegato brevemente di cosa si tratta la visita al CTU per un ricorso contro l'INPS per una pensione di invalidità. Adesso dobbiamo andare dal CTU. Grazie. Grazie a lei. Allora, questa visita al CTU, avvocato. No, è il CTU che vi invita. Quindi quando voi sicuramente tramite un avvocato non vi è piaciuta la valutazione che ha fatto sul soggetto la commissione di prima istanza medico-legale dell'INPS, per cui entro 6 mesi dalla comunicazione dell'esito avete fatto ricorso al tribunale in opposizione tramite un accertamento tecnico preventivo. Il giudice del lavoro e della previdenza fissa con decreto la data di udienza e il giuramento del consulente tecnico d'ufficio. È un medico legale specializzato nella materia a secondo della patologia che, nominato dal giudice, vi chiamerà a visita e vi sottoporrà a visita per verificare se le patologie che lamentate sono quelle di cui ha ricorso, quelle che voi richiedete l'accertamento, o ha fatto bene la commissione di prima istanza dell'INPS a darvi un'invalidità minore oppure a rigettarlo. Che cosa succede? Questo consulente tecnico nominato dal giudice ha una tempistica per depositare il suo accertamento, vi è il termine per le parti per fare opposizione se non piace nemmeno l'esito, l'accertamento che ha fatto il medico nominato dal giudice, dopodiché il giudice omologa questo accertamento
e poi ci sono tutti i benefici di legge anche economici. Questo significa. Quindi vi chiamerà, vi inviterà a sottoporre a visita colui che richiede l'accertamento dell'invalidità. Siamo anche oggi giunti in chiusura. Io intanto saluto Mariella Ippolito e Cristian Scalmazzi. Grazie Mariella Ippolito. Grazie a Cristian Scalmazzi, quindi siamo un po' in un periodo di attesa, vero dottore Scalmazzi, per vedere quello che accadrà nei prossimi giorni. Vedremo. Intanto la ringrazio. Diciamo che settimana prossima spero che riusciremo a dare delle buone notizie a chi ci segue. Buona serata a tutti. Grazie dottore Scalmazzi, grazie come sempre al nostro Pierpaolo Rodighiero, responsabile del Codacons Cosenza. Con lei ci vediamo anche la prossima settimana, però in studio. Mi è mancato questa settimana, avvocato. Anche a me mi siete mancati, certo. Grazie come sempre per i preziosi consigli, allora anche con voi ci vedremo la prossima settimana, arrivederci.